Mister Diego Giacon, tecnico del Petrarca, fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C1 maschile qui a Ponzano Veneto. Mister, è stata una bella partita, molto spettacolare, nel secondo tempo siete riusciti a prendere decisamente il comando e da lì insomma l'avete portata in porto. Sì, è stata una partita ricca di gol, di occasioni, di situazioni, d'altronde la nostra squadra e la loro sono le squadre che stanno dominando il campionato e quindi stanno a regalare in questo sport un grande spettacolo. È stata una bella partita degna di una finale di Coppa. Mister Ermanno Forato, tecnico dello Sporting Alta Marca, qui al termine della finale di Coppa Italia maschile di calcio a 5. Mister, purtroppo non è andata come speravate, seconda sconfitta consecutiva in finale, però significa che insomma, lo Sporting arriva sempre in fondo a questa competizione. Sì, l'importante era far bella figura e secondo me su questa competizione siamo riusciti a dimostrare il nostro valore. Tanto di cappello al Petrarca che questa sera secondo me il secondo tempo è stato superiore a noi, dove su certe occasioni dove noi questa sera abbiamo proprio peccato in errori banali, proprio su calci che una squadra come la nostra non ha mai preso gol così, però 3 tiri, 3 gol, da 3-2 siamo passati al 5-3 e là la partita è entrata in salita, dopo noi non ci siamo più stati con la testa, forse perché non siamo abituati a stare sotto col risultato e abbiamo commesso degli errori banali, poi quinto in movimento abbiamo sbagliato i gol, loro sono stati bravi, quei calci quando l'hanno ripresa e là la partita è finita, comunque tanto di cappello e vedremo venerdì, spero che non sia la stessa sorte perché sennò anche là ci passano via. Antonio Dario, consigliere nazionale in rappresentanza del calcio a 5 all'interno della Lega Nazionale Dilettanti, qui alle finals di Coppa Italia di Ponzano Veneto. Che spettacolo è stato? 3 giorni molto intensi, ricchi di gol, ricchi di emozioni, insomma, come l'ha vista questa 3 giorni? Naturalmente è riassunto molto bene, è un appuntamento per me imperdibile negli ultimi anni. Sono sempre venuto a tutte le ultime manifestazioni e anche questa non ha tradito le attese. Da venerdì sia le partite di ieri e queste 2 finali sono state molto entusiasmanti, 2 squadre, soprattutto quelle maschili, di ottimo livello, tutte e 2 sicuramente hanno manifestato insomma, grandi capacità tecniche di gruppo e 2 squadre pronte sicuramente per il salto nazionale. Vince Petrarca che sicuramente onorerà molto bene questa competizione anche a livello nazionale.